tantissimi, veramente il 99% dei commenti negativi che criticavano noi e i miei compagni, che dicevano cosa sono andati a fare a Dubai, ad imparare a evadere le tasse, queste cose qua. Eravamo a studiare una cosa importantissima e... Fa male sentire che le persone sminuiscono questa situazione senza averla vissuta. Sembra incredibile anche solo pensarlo, eppure è così. Dopo tutto quello che hanno passato, i ragazzi italiani tornati a casa dopo essere rimasti bloccati a Dubai sono stati anche attaccati sui social come se fossero andati in Medio Oriente solo per divertirsi, ma loro erano là per studiare e la situazione che si sono trovati obbligati a vivere anche Francesco e Alessandra è stata semplicemente surreale. Abbiamo visto droni, missili intercettati. È surreale, perché una persona non si aspetta nella vita di vivere la guerra. L'aereo per il ritorno cancellato proprio poche ore prima del decollo a causa degli attacchi iraniani alle basi militari americane. Erano partiti il 21 febbraio e dovevano rimanere negli Emirati Arabi per una settimana per un progetto dell'ONU chiamato l'Ambasciatore del Futuro. Poi però la situazione è precipitata. Tra i 200 studenti del nord-est bloccati a Dubai c'erano anche loro, gli unici 2 ragazzi friulani. Inizialmente non mi ero preoccupato più di tanto, invece poi panico generale sul fatto quando torniamo a casa, come facciamo adesso. Mi ha chiamato mia nonna dicendomi: io ho paura che voi non partite. E io gli ho detto: ma non ti preoccupare, che comunque qua siamo al sicuro e non è Dubai un bersaglio. All'inizio io ero anche tranquilla, però poi a sentire magari gli altri parlare, dire certe cose, vederli piangere, è presa l'emozione anche a me, ho avuto paura, però la paura non l'abbiamo vissuta tanto durante il giorno quanto durante la notte. 3 notti d'inferno, con l'ansia, la paura e la preoccupazione che da un momento all'altro potessero arrivare gli avvisi di pericolo sul telefonino. Noi dormivamo tranquillamente nelle camere dell'hotel e poi sui cellulari squillavano gli allarmi molto forti. E in quel momento lì, per sicurezza, scendevamo nel bunker. La prima sera, quella in cui avremmo dovuto partire, è stato terrificante. Ci trovavamo in un nuovo hotel in cui non sapevamo muoverci, poi scendere nel bunker e vedere comunque tutti quanti in panico che piangevano, ti fai prendere dall'emozione anche te. Poi finalmente il via libera, l'aereo può decollare, Francesco e Alessandra possono tornare a casa dalle loro famiglie e riprendere la loro vita di sempre. Mi mancava la mia famiglia. Subito ho cercato mio nonno che era venuto a prendermi insieme a mia madre. Ho visto subito mia madre, quindi mi ha presa, siamo uscite e niente, l'ho abbracciata e poi siamo arrivati a casa. È appunto surreale, come diceva Alessandra, e aggiungo paradossale, che mentre ci sono dei ragazzi che discutono di come risolvere in maniera bonaria le disquisizioni tra paesi, altre persone che dovrebbero essere più adulte e più consapevoli invece non trovano di meglio che risolverle con mezzi che sono ormai antiquati come la guerra.